Vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV, il supplemento video a Vernacolando, la nota trasmissione dedicata alla lingua veneta di Radio Padova. Ma non perdiamo tempo, passiamo subito la parola, o meglio, le parole, alla Boscola. Vai Boscola! Che parole che avevo ancora beato. Questa sarà la prima parola che da dialetto fino in Italia. L'altra parola che è contrario è la parola nascondiglio. Ma ne dove sei tu? Andiamo a mangiare. E Mr. X per oggi è... Vabbè, dai. Senti, scusa, Orfeo, ma da dove ci ascolti, Orfeo? Adesso esci dal tendone e dici da dove ci ascolti. Allora, vi ascolto da Noventa Padovana. Noventa Padovana. Sei andato alla scuola Santini a prendere qualcuno? No, esattamente, allora io sono andato a scuola a Campagna Lupia, che non è, io sono un importato a Noventa Padovana. Quindi è obbligato ad andare a Campagna Lupia. La famosa Country Wolves. Campagna dei Wolves. Lupi si chiamava una volta. Campagna dei lupi. No, certo. ma è anche un po' pericoloso frequentarla di notte, soprattutto quando c'è la luna piena. Ieri certo. infatti c'erano dei problemi perché proprio bloccano le strade, non fanno passare nessuno. Questi personaggi un po' strani, un po' Di Campagna Sì, Lupia. esatto, un po' no. vabbè. Basta, stop. Sentiamo come ci traduci nascondiglio. Dai. Allora, nascondino, da noi quando eravamo ragazzi si usava anche giocare, questo è un gioco, però si usava anche nascondersi e si diceva scondaroea. Quindi il nascondiglio tu praticamente lo chiami scondaroea o scondaroea, che nasconde praticamente. Certo. Sì, andare a nascondersi praticamente. Ma Orfeo, tu non ne sai nulla del deato. Il deato. Del beato no. Allora ascolta qua, Sì. era da dire cosa che è il deato. È il deato, fioi. E il pollice. Manca massa. Ma il pollice. E dopo, dovevi dirmi in dialetto delle vostre parti, come che si dice nascondiglio. Si dice covegia. Ma cos'hai di bello oggi? Non c'è la barzelletta? Oggi è l'ultima puntata? Sì, Beh, buono, dai. C'è la barzelletta se si vuole, c'è anche una dedica al Poletta eventualmente come alternativa allegra. Quale scegliamo? Non c'è niente di allegro No, in non c'è. questo. Comunque, vabbè. Vabbè, io concluderei, non so, scegli tu Alvaro, per me fa lo stesso. Ma tu. perché mi dai Dai, queste dai. incombenze? Dai, scegli. Ti prego, Guarda, io ce non le- ne voglio sapere. C'è anche Enzo Savarese, ha sentito il suo... Entra, dai, vabbè. Dai, sentite lì che arf, capite, sentiamo ragazzi? cosa ci dedichi a Dai. questo Poletta, dai. Ciao canaglia, ciao. Ehi là. Grande canaglia. È dai. qui che scodinzola. tutto Dai. questo. Addirittura. Non lo dire, Alvaro, non lo dire. Sentiamo, dai, sentiamo. A Enzo Savarese. Sì. Dai a Ferrovia, Vardo de Scampo Porto Marghera. E a mattina coparto e con ritorno a sera. E a par una torta bassa, con tante candeine, tutte che in posa schifo. Ma che- come dei baerine. Ma E che- se in pista che a turno, similitudine. forse per illuminare, Ma pensa. o forse solo per poter un poco risparmiare. E un crocal stanco, Oh, e il svoe a sora mica tanto tosto, cuscito in avampada, lo trasforma in me soltanto in un buon rosto. Ma quel finale. fantastico, Ma io bella, chiamo bella. la Lipu. No, basta, chiamo la Lipu perché non si può fare. Io ragazzi dico solo una cosa, canaglia, lavoreremo a quattro mani per una grande opera per la prossima stagione Io, sul Tocai. Sì, infatti ho già messo mano al portafoglio intanto. Io il lavoro manuale che vi consiglierei è d'altro È tipo, ben altro, ma non ok. posso dirlo siamo per degli radio. artisti, È l'agricoltura, vero? È l'agricoltura. Queste braccia no, falegnameria. Sì. Grande canaglia. Vabbè ragazzi, dai, andiamo a casa. Grazie, finisce la stagione di Vernacolando in modo rocambolesco, poi come ogni anno. Molto rocambolesco. Sì. Esatto. Una rocambolesca bella poesia del canaglia che ha tirato sul murale a tutti. Grazie a tutti e voi. Insomma, quasi tutti. Come qua- Bene, ciao canale, ciao. Ciao. Se sarà, se sarà, se sarà